Elia Cinquini, pareggio con il Valdagno, comunque il centro ancora una volta ha dimostrato di essere una grande squadra, si era partiti davvero, davvero forti, poi insomma loro corrono tantissimo, sono tornati sotto ma non avete mai mollato. No, era come ci aspettavamo, una partita maschia, loro come hai detto bene te sono una squadra giovane, fisica, insomma è stata una partita intensa, tosta come da pronostico via. Potevamo, forse con qualche errore in meno nostro, ci poteva scappare anche una vittoria. Sì, però io magari posso essere anche di parte, ma insomma state facendo una stagione che è da incorniciare, no? Da un certo punto di vista, perché lasciamo perdere il grosseto, ma insomma siete sempre lì, lottate con tutti, ve la giocate con tutti e state regalando davvero tanto a questa città. Certo, no, 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 quello è indiscusso, ci danniamo l'anima e il cuore sempre, quello sì, poi lo sai, a me conosce mica Garba vince, in casa sempre e nulla, va bene dai, teniamoci stretto questo punto qui e niente, guardiamo ora martedì, cerchiamo di recuperare che ci abbiamo un bel da fare martedì. Eh sì, arriva la Coppa Italia, è importante martedì perché insomma se vinciamo si va a giocarsi questa Coppa che insomma ce la possiamo giocare. Ma sì, sì, te l'ho detto, c'è da mettersi lì, testa a cassetta, camminare e niente, sono già lì con la testa io a martedì, sono sincero, finita la partita sto già pensando ora che si fa, che si farà, sono già lì, perché ce lo meritiamo, ce lo merita la società e ce lo merita la città. Grazie Lia e grazie per quello che fai per questa squadra e per questa città. Grazie mille, grazie a voi.